Il campionato riparte dopo la sosta con la quinta giornata. A Palapinto si sfidano Global Work Capurso e L84 Torino. Buonasera e benvenuti da Davide Menolascina. Squadre appena entrate sul parquet del Palapinto. Siamo pronti a vivere questa quinta giornata di Serie A quinto con tutte le gare in programma questa sera. Davvero un bel menù, tutto da vivere in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, carrellata con le immagini dalla nostra regia sui protagonisti in campo. Noi invece andiamo a vedere quelli che sono i protagonisti del match, partendo dalla L84 guidata da Rios, che si schiera con Tondi, Rescia, Tuli, Fortini, Liberti, Osico, Braga, Cuzzolino, Salas, Raguso, Diaz e Victor Lopez. Global Work Capurso invece con Micoli, Pires, Garofalo, Dammacco, Perri, Lamas, Cutrinielli, Primavera, Giannattasio, Nitti, Grandinetti e Lisco. E in panchina ovviamente Francesco Chiaffarato. La terza squadra in campo, ovvero quella arbitrale, è composta da Francesco Sgueglia di Finale Emilia e Carlotta Filippi della sezione di Bergamo. Al cronometro c'è Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Buona cornice di pubblico, avete anche visto in precedenza con inquadratura grandangolare a tribuna di fronte alla nostra postazione piena di appassionati per questo turno di Serie A. Foto di gruppo per il Capurso, completo rosso oggi per la squadra di Chiaffarato, completo giallo-blu invece per la L84. I colori verde e nero li indossano i portieri oggi in Puglia. Foto maxi per il Capurso, presenti anche i bambini e tutto lo staff, mentre adesso arriva anche la L84. Indicazioni intanto già da parte di Rios, e poi si potrà cominciare il match. Andiamo a dare un'occhiata anche a quello che dovrebbe essere il quintetto di Chiaffarato. Micoli ovviamente tra i pali, Grandinetti, Primavera, Perri e Giannattasio. Ecco anche la L84 oggi in trasferta in terra pugliese. Victor Lopez tra i pali, Rescia, Osico, Tuli. Sarà colui che darà il via alla partita. Fischietto in bocca per Sgueglia di Finale Emilia. Inizia ufficialmente Global Work Capurso L84. Subito un pallone giocato verso l'estremo difensore, Osico sulla sinistra, punta Cutrinielli, la mette dentro, prova a girarla Rescia, palla tra le mani di Micoli che la allontana. Primi 18 secondi trascorsi, rinvio per Victor Lopez. Ricapitoliamo il quintetto: Osico, Tuli, Rescia e Mateus Diaz, classe 2007 con il numero 84. Capurso che recupera il possesso del pallone davanti alla panchina di Francesco Chiaffarato. Pressione alta subito degli ospiti
quindi Micoli si allarga per dare una linea di passaggio in più. Cutrinielli invece sceglie di alzare il pallone verso Primavera. Lotta ancora Diaz che prova a scappare sulla destra, la tiene in campo, supera anche Cutrinielli e lui però l'ultimo a toccare, e dunque rimessa dal fondo per il Capurso. Rinvio di Micoli a cercare Nicola Primavera che gira la palla verso la porta. Si tratta di rimessa dal fondo, credo, è stato un fischio. Lopez ha preso il pallone quando aveva già superato la linea di fondo. Intanto c'è un dialogo davanti alla panchina dell'L84. Da questa distanza ovviamente non riusciamo a capire l'oggetto della discussione, nulla di gravissimo, e allora si riparte. Cosico larga verso Diaz, cerca di andare sul mancino, cerca la conclusione, tocco di Grandinetti, tiro non potente, doveva evitare di concedere calcio d'angolo con questo intervento Peppe Micoli. Ha già però recuperato il possesso la L84. Tra i giocatori a disposizione ho nominato Cuzzolino, che però non ha effettuato il riscaldamento durante la partita. Condizioni fisiche non dovrebbero dunque permettergli di far parte del match, a meno che non venga utilizzato per soltanto alcune situazioni. Mi viene da pensare al portiere di movimento, però non ha proprio svolto il riscaldamento insieme ai compagni, quindi potrebbe essere un segnale che è in distinta soltanto per onor di firma. Lo scopriremo durante la partita, che intanto è entrata nel secondo minuto. Stessa situazione di pochi istanti fa, con Mateus Dias che prova a scappare a destra, Cutrinielli che protegge la rimessa dal fondo. Intanto continua ad arrivare pubblico qui al Palapinto, adesso aperta anche la tribuna sotto la nostra postazione. Primavera va a cercare Cutrinielli sulla destra, tiene la palla in campo il barese, sfortunato nel rimpallo perché l'ultimo tocco è il suo. Osico qui inquadrato, porta a casa un'ottima rimessa laterale. Rescia per Salas, primo cambio del match dopo poco meno di 2 minuti. Palla giocata all'indietro verso Victor Lopez, che avanza rapidamente verso la metà campo, entra in quella offensiva. Osico la sposta sul destro, va a cercare Tuli, si torna indietro da Maxi Rescia, ancora Tuli costretto ad arretrare. Osico, palla che non passa, può partire in contropiede il Capurso, Grandinetti però si ferma, rischia un po', passa in mezzo a due in qualche modo. Ancora Grandinetti sulla sinistra, Osico però gli porta via la palla, la scambia con Victor Lopez, può tornare a gestirla. Rescia, Salas e Tuli, ancora Salas. Osico riceve nuovamente da Rescia. Osico e Tuli, imbucata a cercare Salas, arriva il doppio di Cutrinielli, contatto falloso, indica Sgueglia, calcio di punizione da zona interessante. E poi qualche parola di troppo in campo, un po' di tensione credo proprio tra Salas e Cutrinielli, vengono ammoniti entrambi. Cutrinielli mostra il sangue dal naso al direttore di gara. Eccoli a colloquio adesso. Punizione azzurra interessantissima però per la L84, 3 minuti sul cronometro, primo fallo del match. Osico cerca di portare un po' di calma in generale, mentre Cutrinielli non è ancora soddisfatto. Adesso anche Salas a colloquio con Sgueglia.
entrato anche Liberti per questo calcio di punizione. Arriva il fischio dell'arbitro. Osico cerca la porta, colpisce la traversa. Possesso ancora per la L84. Liberti prova ad andare sulla destra, finisce per terra, travolge anche Chiaffarato. Giallo per Perry, partita subito nervosa e brutto colpo preso tra l'altro da Liberti. Speriamo non sia nulla di grave né per lui né per Chiaffarato. Ovviamente il contatto del giocatore della nazionale con il tecnico del Capurso è stato poi una conseguenza della scivolata di Perry. 3 ammoniti in 3 minuti e 9 secondi. Fallo numero 2 commesso tra l'altro dal Capurso. E adesso si può riprendere con questo calcio di punizione proprio dalla corsia di destra. Lo vedete, Chiaffarato si è rialzato, quindi tutto ok per, anche per lui. Palla verso il secondo palo, non è riuscito ad arrivarci Salas, e quindi Capurso che recupera il possesso del pallone. Ancora un po' di cambi con Gonza Pires nel Capurso e Mattia Raguso nella L84 che fanno il loro debutto nel match. Grandinetti intanto si gira bene a centrocampo. Pires prova a saltare Osico, che è bravo a mettersi però davanti. Victor Lopez vuole mettere in movimento Liberti, palla troppo profonda, dentro anche Capitan Garofalo per Grandinetti, con questo cambio pescato dalla regia, e Lucas Braga invece nella L84 per Osico. Capurso che ha perso il controllo del pallone, sfera tornata dalle parti di Victor Lopez. Mattia Raguso, lui pugliese d'origine, ormai da 4 stagioni alla L84, ha mosso i primi passi da giocatore ovviamente in Puglia, poi un lungo girovagare l'ha portato fino al Piemonte. Eccolo Raguso che va da Liberti, rischia di perdere il controllo. Gran giocata di Braga su Perry, calcia con il sinistro, palla fuori. Il giallo condizionerà Perry per tutta la partita, ovviamente considerando la posizione in campo, quello che almeno in queste prime giornate è stata una staffetta con Grandinetti al ruolo di riferimento arretrato per il Capurso. Ovviamente giocare più di 35 minuti con il giallo sulle spalle non è semplice da gestire. Adesso buona pressione da parte dell'L84 che porta Perry poi ad allontanare la palla per non perderla in area di rigore. Salas invece pronto a rimettere il pallone in gioco. Intanto vediamo Cutrinelli in una panchina con un tampone al naso. Liberti in avanti, testa di Pires, Raguso e poi Salas. Ancora Salas in mezzo a 2, difende bene il pallone, tocco da parte di Pires. Troppo irruenta però la sua difesa. Arriva il fallo numero 3 dopo più di 4 minuti. Un elemento da tenere in considerazione in questo primo tempo per il Capurso. Spazio anche a Fortini per la prima volta in questa partita. Liberti invece gestisce la palla sulla destra, palla dentro per Braga, prova a girarsi, tocco di Pires. Micoli può intervenire con le mani, non essendoci stato retropassaggio da parte dell'argentino in maglia numero 7. Lancio in profondità, non ci può arrivare Garofalo, palla sul fondo. Fortini, Raguso, Liberti, Fortini, dentro la palla per Braga in area di rigore, posizione defilata, chiuso da Perry che mantiene il controllo del pallone. Poi Lamas per Pires, cerca l'1-2, ancora Lamas fronte alla porta, prova a spostare il pallone, sta arrivando anche Perry, ancora Nicolas Lamas, 1 contro 1 con Raguso. Lamas prova col sinistro, deviazione di Raguso, calcio d'angolo Capurso.
Proprio Lamas l'ha battuta. Cerca l'imbucata verso Garofalo. Ottimo intervento di Victor Lopez. Sempre possesso per il Capurso. Arriva Pires a battere il fallo laterale da destra. Lascia poi a Perry. Calcia forte verso il secondo palo. Ancora Raguso attento. Guadagna qualche metro la formazione di casa. Rimessa per Pires. Lamas, ancora una deviazione, terza rimessa laterale di fila per il Capurso, che si trova a quota 4 punti dopo le prime 4 giornate, è imbattuto da 2. Dopo le sconfitte con Meta Catania e Napoli sono arrivati il successo contro il Pomezia per 6-0 qui al Palapinto di Moa e poi il pareggio in extremis sul campo della Came Treviso nella quarta giornata, quella che ha preceduto poi la sosta. Garofalo intanto dopo un bel lavoro di Lamas per proteggere il pallone. Pires non passa, buon intervento di Fortini, poi Braga ancora per Fortini, sterzata sinistro, non trova la porta. Micoli al rinvio, vuole andare profondo, ha visto Lamas da quella parte, controlla con il petto. Ancora Lamas, cerca un varco, non riesce a calciare, ancora attento Mattia Raguso che smorza la conclusione di quello che è attualmente il capocannoniere con 6 reti, ben 4 arrivate contro la Fortitudo Pomezia in un'unica partita. Liberti intanto da destra. Osico, Liberti con il sinistro verso la porta, non tocca nessuno. Capurso che stava difendendo con un uomo in meno perché Garofalo era rimasto per terra. Nulla da sanzionare però. Attacca Lamas che va da Pires, cerca il passaggio di ritorno che non gli riesce. Allora può distendersi ancora l'L84, Rescia cerca di accelerare i tempi. Osico però non può arrivare su questo pallone, intanto dentro nuovamente Gianattasio e Primavera per Pires e Lamas. 6 minuti e mezzo trascorsi, qualcosina in più, sempre 0-0 ovviamente il punteggio. Abbiamo parlato di Cuzzolino che non ha svolto il riscaldamento, nel Capurso l'assenza certa è quella di Bingioba, ancora out per problemi muscolari. Da quello che ci arriva dallo staff del Capurso, Bingioba sarà assente almeno per un'altra giornata. Quindi un riferimento offensivo in meno per Francesco Caffarato, mentre Turi non trova Rescia sulla sinistra e quindi c'è rimessa laterale per il Capurso. Quasi 7 minuti adesso trascorsi. Osico. Buona palla per Diaz sulla destra che però non controlla bene il pallone, che sfugge via. Mentre nella L84 c'è un'altra assenza per squalifica, in questo caso quella di Ton. Un turno di squalifica per lui, espulso nella quarta giornata. Giorni però assolutamente felici per lui, diventato papà da pochi giorni. Intanto Diaz prova con il destro, non trova la porta. Ton è diventato papà, è nata la piccola Maria Julia e quindi auguri a lui e a mamma Letizia per questo nuovo arrivo in famiglia. Gioco che riparte con rinvio di Micoli intanto da un portiere all'altro, perché Victor Lopez ha già battuto a sua volta il rinvio. Osico, 1 contro 1 con Gianattasio, sovrapposizione da parte di Diaz, arriva prima Micoli, poi giallo a Micoli da parte di Carlotta Filippi. Micoli finito per terra dopo il contatto con Mateus Diaz. Provando a interpretare la decisione arbitrale, Micoli si è frapposto alla ripresa del gioco rapidamente. Micoli non è dello stesso parere perché sostiene di essere stato spinto.
nel racconto della partita, però va analizzato il terzo giallo al Capurso. E quindi si ripartirà con una semplice rimessa laterale. Il conteggio dei falli rimane ovviamente di 3-0, come potete vedere anche in sovrimpressione. Thule la battuta di questa rimessa in attesa di un compagno che si liberi per andare a calciare. La palla attraversa tutto il fronte offensivo e termina sul fondo. Lancio a cercare Nicola Primavera, intervento di Rescia, ma l'ultimo tocco è stato di Primavera. Quindi il gioco riparte con l'L84 in gestione del pallone. Osico, 8 minuti intanto trascorsi. Tuli, Osico, Rescia, buon intervento di Grandinetti, la palla però rimane lì, ancora Osico, Matteus Dias, Tuli, cerca Rescia che tocca il pallone con la mano, ammette l'infrazione. E arriva dunque anche il primo fallo commesso dall'L84 in questo primo tempo. Gianattasio per Micoli, cerca di restituire il pallone all'ex Manfredone, la palla però viene recuperata da Osico nel cerchio di centrocampo. Salas per Tuli, prova a superare Primavera, calcia col sinistro Tuli, esterno della rete. Rinvio di Micoli a cercare Cutrinielli che ci mette la testa e la manda in porta. Arriva l'1-0 del Capurso, firmato Nicola Cutrinielli. Andiamo a rivedere il replay. Rinvio di Micoli, testa di Cutrinielli che vince il duello con Salas, mette il pallone in porta e quindi 1-0 dopo 8:39. Bastato un lancio di Micoli per produrre il vantaggio del Capurso. Lamas recupera il pallone, contropiede, palla per Grandinetti, finta, ce l'ha sul mancino, prova a calciare in porta, arriva subito il 2-0, sempre al 9° minuto, il Capurso raddoppia, stavolta con Guido Grandinetti. Questo anche il replay del gol e arriva adesso il time out chiamato da Rios che vuole fermare il gioco perché questo 1-2 ha portato l'inerzia della gara ovviamente dal lato del Capurso, quindi il tecnico dall'L84 vuole subito fermare il gioco e parlare con i suoi. Trascorsi meno di 20 secondi nel corso del 9° minuto, 8:39 il gol di Cutrinielli. E quindi adesso un minuto di sospensione per il match. C'è ancora tantissimo da giocare. Capurso ha praticamente trovato il gol nelle uniche 2 occasioni costruite fino a questo momento e l'84 che aveva già preso una traversa con Osico su calcio di punizione. Vediamo adesso quale sarà la reazione da parte degli ospiti. Si torna adesso in campo. Calcio d'inizio che sarà battuto da Salas. Rescia, Osico, Liberti, Osico per Victor Lopez.
si prende il centro del campo, lasciato libero anche di calciare in porta. Micoli respinge Liberti, poi Rescia da terra, non riesce a metterla in porta. Subito però una reazione da parte della L84. Ancora un lancio, Lopez non si fida della presa adesso, Liberti gestisce. Osico, Liberti, time out in arrivo anche da parte del Capurso, mentre Osico dà una gran palla per Rescia che prova il tacco, palla di ritorno, arriva Salas che dimezza subito lo svantaggio, subito la reazione dalla L84 e 2-1. Gran tacco di Rescia e Salas deve solo depositare in porta il pallone del 2-1, partita subito con un botte e risposta. Praticamente in un minuto abbiamo visto 3 reti. Timeout che Chiaffarato aveva chiamato già prima di incassare il 2-1, ma che adesso sembra ancora più sensato nel timing con cui è stato chiamato. Detto dei 4 punti del Capurso e l'84 a quota 6. Formazione di Torino che ha già effettuato il suo turno di riposo nel girone di andata. 2 vittorie contro Kame e Active e una sconfitta proprio nel turno numero 4 contro il Sala Consilina. E proprio nelle dichiarazioni pre-partita Fortini parlando sul sito ufficiale del club aveva detto che c'era grande voglia di riscatto in tutto lo spogliatoio dopo quella sconfitta, che la sosta è stata comunque un elemento positivo per lavorare e recuperare anche per alcuni giocatori non al top della condizione. Si parte con Vito Dammacco che giocherà il primo pallone del suo match andandolo a rimettere in gioco dopo il 2-1. Non siamo ancora a metà del primo tempo, manca poco per arrivarci, ma ci stiamo già divertendo davvero tanto. Pires, Lamas, Pires, pressione fortissima dell'84 adesso, Rescia riesce a disturbare Dammacco e recuperare il pallone. Victor Lopez avanza ancora, poi Rescia fa sfilare via. Capurso che torna a gestire il possesso. Perri, uno dei 4 ammoniti fino a questo momento. Cutrinielli, Micoli e Salas gli altri. Bel lancio di Lamas in avanti per Perri che cerca di far scorrere il pallone. Giocata dall'alto coefficiente di difficoltà. Possesso nuovamente per gli ospiti, dentro ancora Mattia Raguso. Fortini serve proprio il suo compagno in maglia numero 80, ancora Fortini. Raguso per Liberti. Non si chiude l'1-2. Ci sarà rimessa laterale per Nicolas Lamas. Ancora una pressione sulla tre quarti offensiva per l'L84. Liberti con la testa, spizza il pallone, Braga lo manda all'indietro verso Victor Lopez. Palla poi giocata troppo profonda da parte del portiere della L84. Liberti non ci può arrivare, quindi praticamente si riproporrà la situazione di prima, con Lamas a battere il fallo laterale davanti ai suoi compagni in panchina. Pires, attaccato da Fortini, guadagna stavolta rimessa laterale la L84 in zona offensiva. Pallone riconsegnato al classe 96 che andrà alla battuta. Si muove Liberti, servito, cerca il sinistro in precario equilibrio, non è riuscito a trovare la porta. Buono però il modo di uscire dalla marcatura. Rinvio per Micoli, scatto in profondità di Lamas, cercato, ci mette la testa Lucas Braga. Forse che si affaccia comunque
nella metà campo offensiva. Lamas la alza per cercare il mancino di Pires. Palla sbatte per terra e va tra le mani di Victor Lopez. Poi Fortini. Liberti. In avanti a cercare Braga. Buono il controllo, la palla rimane in campo. Ancora Braga. Attaccato da Perry. Tocco di Lamas. C'è fallo laterale ovviamente per la L84. Liberti, arriva Fortini da quella parte, non si intendono i due. Fortini però se la va a riprendere. Raguso all'indietro, ancora da Victor Lopez. Solita gestione del Capurso che lascia spazio al portiere di calciare, non trova la porta, Micoli ha già ripreso il possesso. Victor Lopez è fuori dai pali, pallone di Dammacco per Pires che non riesce ad approfittare. Non era semplicissimo, va detto. Capurso che lascia sistematicamente a Victor Lopez tanto campo al centro. Già la seconda volta che accade in pochi secondi. Tocco di Dammacco intanto sul tentativo di Raguso di servire Braga. Rimessa laterale per Fortini. Raguso. Liberti. Fortini centralmente. Imbucata per Braga. Prova a girarsi. Due avversari su di lui. Uno di questi è Vito Dammacco che tocca la palla ancora in fallo laterale. Raguso alla battuta. Si muove Fortini in area di rigore, tocco di Pires, palla nuovamente a disposizione di Raguso. La lascia poi a Liberti, cerca con il sinistro l'area di rigore, scaduti però i 4 secondi a disposizione per battere la rimessa e quindi pallone consegnato al Capurso. Perry un po' in difficoltà, riesce in qualche modo a evitare che Braga gli porti via il pallone, si lotta poi da terra. Fischiata infrazione a Perry che ha bloccato secondo Carotta Filippi il pallone, quindi fallo che non si cumula, lo indica chiaramente Carotta Filippi con il braccio alzato. Punizione di seconda per la L84 che si combatte all'indietro verso Raguso. Liberti, pressione di Lamas, Liberti va da Osico, si torna poi da Victor Lopez. Osico, salta Pires, ancora duello tra i due. Osico cerca Braga che si gira, calcia col sinistro, calcia in maniera sporca, ma ha fatto una gran giocata per liberarsi di Perry che vi ricordo è ammonito dal terzo minuto. Questo non toglie nulla al merito di Braga per essersi girato per calciare, ma ovviamente è un elemento che condiziona Juan Cruz Perry che adesso gira il pallone per Gonza Pires. Ancora Perry, sbaglia il passaggio verso l'argentino. Ancora pallone recuperato dalla L84 che con questa pressione molto alta ovviamente mette il Capurso nelle condizioni di forzare alcune volte dei passaggi. Victor Lopez stavolta pressato da Pires, palla che Tuli non riesce a tenere in campo. Lamas può andare a battere la rimessa, cerca Dammacco, ha capito tutto però Raguso che può andare in avanti, vince anche il rimpallo. Raguso, scivolata di Pires che lo ferma. Torna in campo Nicola Cutrinielli, autore dell'1-0. Non segnava dal 1° aprile in Serie A Cutrinielli, ultimo gol in un Pomezia Active 4-0 dopo 6 mesi e mezzo, che ovviamente non vanno intesi come durata totale senza gol, considerando che in estate non si è giocato, però numeri alla mano
attendeva questo gol da tanto tempo. Adesso riparte ancora Cutrinielli che cerca la porta, spara altissimo però. Victor Lopez al rinvio, corto stavolta per Rescia. Cosico in avanti per Salas. Buona palla di ritorno per Tuli che mette il pallone sotto l'incrocio, ha pareggiato nell'84, 2-2. Andiamo a rivedere il gol. Salas stavolta fa l'assist. Tuli, nonostante il tocco di Micoli, firma il 2-2. Cutrinielli, tutto nuovamente in parità qui al Palapinto di Mola di Bari. Grandinetti con un po' di spazio. Giannattasio, Grandinetti, tiro centrale. Victor Lopez non lo vede partire probabilmente, ma blocca comodamente Cosico. Tuli. Rescia ancora per Tuli. Salas. Cosico. Palla troppo arretrata, Tuli non ci può arrivare, chiede scusa il capitano. Fallo laterale per il Capurso. Siamo entrati intanto negli ultimi 6 minuti del primo tempo. Giannattasio per Primavera. Prova a girarla, trova però sulla sua strada Maxi Rescia. Giannattasio. Va oltre anche lui 4 secondi. C'è rimessa. Stavolta per la L84. Rescia. Per Osico. Tuli. Rescia. All'indietro ancora da Tuli. Osico. Duello con Giannattasio. Arriva alla sovrapposizione di Tuli. Osico sceglie invece di andare con l'imbucata centrale. Non trova però Maxi Rescia. Rinvio di Micoli, sempre pressione alta dall'L84. Primavera prende posizione davanti a Rescia. Poi va all'indietro ancora da Grandinetti che gli chiede spazio sulla sinistra. Grandinetti va sul mancino, calcia in porta, esterno della rete con Victor Lopez che sembrava in controllo. Bisogna sistemare la porta prima di far riprendere il gioco. Ancora Victor Lopez corto per Rescia. Liberti. Rescia. Salas era andato dall'altra parte. Pallone tra le mani di Micoli. 5 minuti esatti al termine del primo tempo. Primavera non passa su Rescia. Victor Lopez per Tuli. Liberti. Tuli. Salas. Nuovamente Liberti. Tuli cerca di restituire la palla e ci riesce. Liberti. Tuli quasi invitato a calciare, va dentro da Salas in area di rigore, fermato da Grandinetti. Serie di trattenute, si continua a giocare, ancora Salas calcia poi verso la porta, Grandinetti fa sfilare. Richiamato adesso in panchina Salas. Lamas non trova il modo di servire Giannattasio. Primo finale della quinta giornata, dice Roma-Napoli 2-1. Tutte le altre gare iniziate alle 20:30. CDM Fortitudo Pomezia, Genzano Kame, Cosenza Mantova, Sandro Abate Meta Catania, Sala Consilina Active. Liberti, salta Cutrinielli, la mette a rimorchio, non riesce a impattare col pallone Maxi Rescia. Gran giocata però di Liberti sulla destra. Pires prende il posto invece di Giannattasio. Proprio l'argentino che rimette il pallone in gioco. Lamas. Cutrinielli. Nuovamente Lamas. Grandinetti. Raguso tocca la palla. Si rimane in quella zona di campo.
Ancora fallo laterale per Pires. Grandinetti allontana a cercare Cutrignelli. Rescia lo manda fuori tempo, poi è sfortunato perché la palla gli va a sbattere in faccia. Il Capurso può andare a battere questo fallo laterale. Lamas, si muove Grandinetti, Lamas cerca una puntata verso la porta che non trova la deviazione né di un compagno né di un avversario. Fortini per Rescia intanto, 3:54 da giocare. Raguso, Liberti, Fortini, ancora Liberti, tornato in campo anche Garofalo, sponda Capurso, buona palla per Braga che cerca ancora di aggirare il suo marcatore, stavolta si trattava di Grandinetti, sfortunato nel rimpallo, lancio in avanti, testa di Raguso e Capurso che con questi lanci di Nicoli riesce sempre a ricavare qualcosa, in questo caso guadagna comunque una rimessa laterale in zona offensiva. Pires per Grandinetti. Tunnel su Braga, poi Raguso anticipa Lamas. Lamas ancora verso l'area di rigore. C'è stato un tocco della difesa, segnala la coppia arbitrale. Quindi Pires anticipato prima della conclusione. Lamas alla battuta del calcio d'angolo. L'alza per il sinistro di Pires, la palla sbatte ancora una volta per terra, scheggia anche la traversa e c'è stata anche una deviazione. Dentro anche Perri. Adesso per Grandinetti, angolo nuovamente affidato a Nicolas Lamas, fuori per Pires, ci riprova Garofalo, sta andando a chiudere, poi a contrasto Pires se la ritrova lì, calcia. C'è stata una deviazione, anche se il linguaggio del corpo dei giocatori del Capurso diceva tutt'altro, stavano tornando verso la loro metà campo. Compreso Pires che era andato al tiro. E ancora calcio d'angolo dunque. Lamas in area di rigore, Raguso con il corpo, poi Liberti, sfida Gonza Pires che lo travolge e si prende il giallo. Quarto ammonito, quarto fallo per il Capurso che ne aveva spesi 3 nei primi 5 minuti, adesso è riuscito a gestire per buona parte del primo tempo. Adesso ancora un fallo da spendere con 3 minuti da giocare. Osico, fermato da Perri, rimessa L84 già battuta. Capurso che chiedeva un fallo su Perri. Raguso per Osico. Blocco da parte di Liberti, palla a cercare Fortini, testa di Lamas, Pires prova ad andare in contropiede da solo, ancora Pires, la posizione è defilatissima, calcia quando ormai la palla aveva però superato la linea laterale. Ancora chiarimenti in corso, stavolta tra Gonza Pires e Filippi. Osico proprio contro Pires, gran palla per Liberti, di prima a cercare Salas, era la giocata giusta, non è riuscito a dosare bene Liberti. Rimessa laterale Capurso, Perri cerca l'imbucata centrale, però Raguso in netto anticipo su Lamas. Osico taglia il campo, Liberti dentro da Salas in mezzo a 3 avversari, esce palla al piede Lamas che poi saggiamente si ferma, preferisce fare organizzare i suoi,
Si rialzano dalla panchina intanto Cutrinielli e Grandinetti. Lamas avanza sulla sinistra. Raguso non si fa superare, concede però la rimessa laterale. Ancora Lamas dentro per Pires. Osico rimane per terra, Garofalo cerca la porta, la palla è sul fondo. Osico ha preso un colpo nell'azione precedente. Lo vedete adesso a terra toccarsi la caviglia destra, che è quella che non sta appoggiando in questo momento. Probabilmente un contatto con Pires. Adesso Raguso aiuta Osico a rialzarsi. C'è rimessa per l'84. 1 minuto e 47 da giocare prima dell'intervallo. 2-2, doppio vantaggio Capurso con Cutrinielli e Grandinetti. Pareggio ottenuto invece dalla L84 con Salas e Tuli. Osico in avanti proprio per Salas, che va da Tuli con la punta. Palla di poco a lato. Micoli al rinvio, solito pallone profondo. Lamas non aggancia. Rimessa L84. Osico va personalmente a riprendersi il pallone. Ancora Osico. Rescia, Tuli. Salas, ancora Tuli. Osico prova il numero. La palla però scappa via. Rimessa per Giannattasio. Grandinetti torna da Giannattasio. Partito Cutrinielli a sinistra. La palla invece per Peppe Micoli, che la calcia in profondità. Impossibile però arrivarci per Lamas. Rescia. Osico. Rescia e Tuli. Salas all'indietro. Siamo entrati abbondantemente nell'ultimo minuto effettivo della prima frazione. Tuli per Osico. Poi Salas. Lunga circolazione di palla per la L84, che vuole ragionare per questo probabile ultimo attacco del primo tempo. Osico. Tuli, gran palla giocata per Rescia con l'esterno. Osico non aveva seguito fino all'area di rigore. Ottima circolazione di palla. Micoli in avanti verso Cutrinielli. Si appoggia a Grandinetti. Giannattasio. Grandinetti di prima a cercare Cutrinielli. C'è la deviazione di Salas. C'è la rimessa laterale per il Capurso. Lamas verso il secondo palo. Scivolata di Rescia. Grandinetti prova a calciare in porta. Victor Lopez ci mette il piede destro. Rimessa laterale in zona offensiva per Giannattasio. Lamas dentro a cercare Cutrinielli, che aveva però preso una scelta diversa. Palla che sfila sul fondo. Tuli alla rimessa in gioco. Vediamo se arriva un ultimo lancio in avanti. No, il pallone viene congelato. Suona la sirena, finisce un bellissimo primo tempo qui al Palapinto di Mola di Bari. 2-2 tra Capurso e l'84. Ci risentiamo tra circa 10 minuti per il racconto della ripresa.
Nuovamente collegati dal Palapinto di Mola di Bari, quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Global Work Cup Urso L84 Torino, match della quinta giornata della Serie A, quinto, 2-2 punteggio come potete vedere anche dalla grafica in sovraimpressione. Cutrinelli e Grandinetti per il vantaggio, doppio vantaggio del Cup Urso. Risultato tornato in parità poi grazie alle reti di Salas e Tuli. Sarà il Capurso a dare il via alla ripresa. Vedete Nicola Cutrinelli inquadrato nel cerchio di centrocampo, Micoli, tre pali, Grandinetti, Pires e Lamas con lui a comporre il quintetto che inizierà il secondo tempo. Victor Lopez, Osico, Braga, Liberti e Resce invece nella L84 dirigono il match Sgueglia di Finale Emilia e Filippi di Bergamo. Al cronometro la Calamita di Bari. Match ripartito, un po' di ammoniti soprattutto in casa Capurso da tenere d'occhio in questa ripresa. Micoli, Pires, Perri e Cutrinelli. Giallo invece ricevuto soltanto da Salas per quanto riguarda la L84, che adesso gestisce il pallone. Rescia per Liberti, di prima a cercare Braga, perde l'appoggio senza fallo per giudizio del direttore di gara. Pires, Lamas in avanti per Cutrinelli, protegge il pallone da tre avversari, poi Lamas pensa per un attimo al tiro, sterzata va sul mancino, Osico e poi Braga che prova a distendersi. Buona la giocata, palla troppo arretrata però quella servita a Liberti. E il possesso torna al Capurso quando siamo nel primo minuto della ripresa. Cutrinelli, Pires si allarga troppo, torna da Cutrinelli, rimessa L84 perché Cutrinelli aveva giocato il pallone fuori dalla linea verde che delimita il parquet qui a Mola di Bari. Rescia per Osico, Braga intanto cerca di prendere posizione, non inquadrato dalla nostra telecamera. Gli unici due giocatori di movimento non inquadrati, Grandinetti e Braga, sono praticamente al limite dell'area di rigore dall'altra parte. Eccolo Braga adesso, inquadrato e in possesso. Liberti, pressione di Lamas che sporca il pallone, Liberti però rimane davanti col corpo, può appoggiarsi a Victor Lopez, bravo poi a smistare il pallone verso il numero 9, sterzata, palla per Osico, Osico con la punta palo! Secondo legno della partita a inizio primo tempo alla traversa su calcio di punizione. Adesso il palo invece alla destra di Peppe Micoli e l'84 ad un passo dal primo vantaggio di giornata. Pires sbaglia tutto invece nell'effettuare la rimessa, Chiaffarato chiede all'arbitro di ripeterla perché a suo dire la palla non è mai entrata in campo. Invece Fortini deve andare molto più avanti rispetto a dove si trova adesso per battere questo fallo laterale. Lo comunica anche ai compagni, quindi può chiamare uno schema essendo molto in avanti il punto di battuta. Fortini, si muove Liberti, palla toccata con un braccio probabilmente da Pires, ritenuto però congruo il movimento. Victor Lopez intanto prova a giocarla verso l'area di rigore, viene fermato. Rimane comunque in proiezione offensiva la L84. Liberti, Maxi Rescia, cercare Braga ancora, duello con Grandinetti, lo lascia sul posto, cerca il sinistro, l'ex Taranto però torna in pressione, riesce a murare l'avversario. Palla alzata per il destro di Rescia, Cutrinelli allontana, alle sue spalle stava arrivando Fortini, ha preferito non rischiare.
Ancora Fortini, Rescia per Liberti, palla in avanti, non trova però un compagno, fuori Liberti, dentro Tuli, dentro anche Salas per Braga, torna proprio nuovamente in campo Braga, testa di Rescia, anticipare Cutrinelli, ci mette la testa anche Pires, Cutrinelli prova a far proseguire, arriva adesso ufficialmente il cambio, Salas Braga, Rescia, Fortini, sposta il pallone e va da Tuli, Pires non si fa saltare, prova a partire un po' isolato, cerca la porta, deviazione da parte di Fortini, rimessa laterale per il Capurso. Lamas, Pires tocca due volte il pallone, poi Salas scappa via sulla destra, Fortini dette il passaggio, Salas però dà troppa potenza al pallone. Si riparte, Micoli in avanti, non trova Nicola Primavera, riconsegnando di fatto il pallone agli avversari. Raguso, Fortini, Tuli, pressato da Lamas, in qualche modo va da Fortini, gran controllo orientato, poi scivolata di Primavera che si prende un rischio, interviene però pulito sul pallone. Bellissima giocata di Fortini che con un controllo di suola ha saltato l'avversario, è riuscito a proiettarsi in avanti. Tuli alla battuta, ancora all'indietro per Victor Lopez. Raguso non può tornare dal portiere perché nel frattempo Victor Lopez era rientrato nella metà campo difensiva. Allora Salas, Fortini, Raguso, Tuli in precario equilibrio, non riesce a mantenere il possesso del pallone. Lamas detta il movimento a Primavera, poi cerca la porta probabilmente Lamas, palla non inquadra lo specchio. Fortini, Tuli, si va da Raguso sulla sinistra, Lamas ferma Salas, c'è rimessa laterale però per la L84, Juan Perry pronto a tornare in campo. Lo stesso accade dall'altro lato con Osico, lo vedete sbucare anche nell'inquadratura per Fortini. Possesso invece ce l'ha Mattia Raguso, palla in avanti per Salas che non riesce a controllare il pallone, fallo laterale per il Capurso. Grandinetti lascia a Lamas la battuta, Grandinetti con l'esterno verso Primavera che però non può arrivare sulla sfera. Tema tattico del secondo tempo, almeno in questo inizio, abbastanza chiaro, è l'84 a gestire il pallino del gioco, Capurso attento invece in fase difensiva, come accaduto con Pires per esempio in precedenza, pronto a sfruttare eventuali situazioni in contropiede. Perry sulle tracce di Salas, ancora Salas, vuole andare a calciare verso la porta, non inquadra però lo specchio. Micoli per Giannattasio, Lamas a cercare ancora Giannattasio che non riesce a tenere il possesso. Tuli ci prova, Perry ha capito tutto, Lamas non riesce ad autolanciarsi, il possesso è di Raguso che smista all'indietro verso Victor Lopez, palla allargata a sinistra per Tuli, Raguso, Osico, ancora Osico, pressione di Perry che si prende il possesso, può attaccare da solo la porta. Perry, una finta, Perry col tocco morbido, fa 3-2 Capurso che torna in vantaggio con un grandissimo gol di Juan Cruz Perry.
Lo andiamo anche a rivedere, gran duello vinto spalla contro spalla con Usico e poi pallonetto col sinistro. Capurso con le sue armi a fare 3-2. Avevo detto poco fa, provare a sfruttare eventuali situazioni di contropiede. Perry l'ha fatto e arriva il nuovo vantaggio dunque per i biancorossi in un secondo tempo in cui non avevano ancora impensierito Victor Lopez. Usico ancora per impressione, c'è Tuli sulla destra, palla dentro, Pires allontanata, Lamas in contropiede, ancora Pires che ha cercato di prima Dammacco. Calcio d'angolo per la squadra di casa. Lamas alla battuta, alza dove non ci sono però compagni. Gioco che riparte con Raguso. Usico, Pires recupera ancora, Dammacco, Lamas, Grandinetti, Lamas, pressato da Liberti, la gioca in avanti, testa di Usico, palla tra le mani di Victor Lopez che poi si autolancia, supera la metà campo offensiva, rimane anche adesso per un attimo, palla dentro, intanto Braga murato al momento del tiro, la porta è vuota, Micoli vuole andare dall'altra parte in contropiede, ancora Micoli, para Victor Lopez, provato a leggere il momento e a proiettarsi in avanti. Angolo Capurso. C'è da sistemare però la porta difesa da Victor Lopez in questo secondo tempo. Richiamo anche per Usico e Dammacco. Si riparte adesso, Pires col sinistro, Victor Lopez. Ancora Capurso in avanti, Perry, Lamas, poi Grandinetti. Vuole andare sul sinistro, calcia, colpisce Dammacco. Tiro che non era diretto verso lo specchio della porta. L'84 che muove nuovamente il pallone. Liberti. Fortini. Verso Braga che riceve davanti a Grandinetti. Fortini. Cerca un varco. Salta Pires. Liberti e non Fortini, pardon. Murato però il numero 9 dell'L84. 13 minuti e 14 secondi da giocare. Un richiamo per la panchina ospite. Si può ricominciare. Eccolo Fortini alla battuta della rimessa laterale. Rescia. Gran palla per Liberti sulla destra. Limite dell'area. Torna da Maxi Rescia che a sua volta va da Victor Lopez. Pressione di Dammacco, Lopez trova Braga, linea di fondo, palla dentro, deviata, ancora contropiede per il Capurso, Dammacco sbaglia però il passaggio verso Pires. Victor Lopez ha già rimesso il pallone in profondità, testa di Grandinetti, Fortini la gira per Rescia, ancora una palla in profondità, buona l'idea, la palla però non era raggiungibile, quindi c'è rimessa al fondo per Micoli. Cutrignelli. All'indietro Giannatasio si impegna ma non può evitare la rimessa laterale. Ancora
ancora Fortini. Rescia verso Liberti. Alza la palla per Braga che si coordina anche per il colpo al volo. Palla però allontanata ancora da Grandinetti di testa in fallo laterale. Fortini. Liberti. Fortini, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo. Arriva Liberti a battere questo corner dalla destra. Puntata verso l'area di rigore, allontanata. Braga non va a calciare, vuole dialogare con Victor Lopez. Ancora tanto campo per lui per vie centrali. Tiro in porta sul fondo. Micoli a caccia del pallone con lo sguardo per provare a rimetterlo subito in campo. Palla però dopo l'impatto col muro è arrivata praticamente dall'altro lato del campo. Adesso viene riconsegnata, eccolo qui, al portiere del Capurso, Giannattasio. Grandinetti, Cutrignelli, Primavera tiene il pallone in campo. Grandinetti, Giannattasio, controllo così così, poi non riesce a superare Fortini. Pronto Salas a tornare in campo nel frattempo, sponda L84. Liberti per Giuliano Fortini. Braga la sposta su destro, calcia e fa un grandissimo gol Lucas Braga. Nuovo pareggio dalla L84, 3-3 al nono del secondo tempo. Super gol di Braga da pivot puro, ricezione, destro fortissimo in porta, palo gol. Doveva uscire, lo fa siglando il pareggio dentro come preannunciato. Ancora Salas. Fortini. Liberti. Palla stavolta per Salas, rimorchio per il sinistro di Liberti che manda al lato. Labas vince il rimpallo Salas. Liberti vince un altro rimpallo e completa la rimonta. Francesco Liberti fa 3-4. Ancora la pressione alta della L84, sinistro imparabile da parte del classe 95. L84 per la prima volta avanti questa sera. Recupera palla sulla tre quarti però il Capurso, da Macco sul secondo palo. Liberti in qualche modo. Perri ci riprova, colpisce però con l'esterno. Ancora 10:55 da giocare. Palla in profondità, Salas è scappato via la difesa. Salas! Doppietta e 5-3, massimo vantaggio della L84 che prova a scappare via. Lancio perfetto, Salas col piattone la mette in diagonale, 5-3, reazione pazzesca dell'L84. Praticamente in un minuto segna 3 volte. Pires ad un passo dal secondo palo.
Osico in avanti ancora per Salas, sta arrivando Rescia, perde l'attimo per calciare. Lamas ancora per vie centrali, Lamas, Pires, Perri di prima, tiro murato, la palla rimane però in campo. Micoli, Lamas dentro da Dammacco, buona la protezione del pallone. Perri, prova l'imbucata, Victor Lopez calcia il pallone in tribuna. Rimessa laterale per il Capurso. Con Dammacco alla battuta. Perri. Palla che passa, arriva direttamente tra le mani di Victor Lopez. Raguso. Osico, Liberti. Finisce per terra senza fallo. Quindi c'è semplice rimessa laterale. Micoli. Lancio in avanti, Dammacco non ci arriva, palla tra le mani di Victor Lopez. Osico. Partita ribaltata davvero in pochissimi secondi. Osico si autolancia, parte centralmente Osico, trattenuto da Pires. Arriva il fischio dell'arbitro e arriva anche il secondo giallo per Pires, che viene espulso. Lascia il campo Pires e quindi adesso Capurso che avrà 2 minuti di inferiorità numerica che termineranno prima qualora dovesse arrivare un gol della L84. Pires salterà in automatico la trasferta di sabato 1 novembre a Viterbo contro l'Active Network, mentre nel prossimo turno la L84 ospiterà l'Ecocity Genzano venerdì 31 ottobre alle 20:30. Altra gara che potrete seguire ovviamente in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, come tutte le gare della Serie A Quinto, della Serie A2 Elite e della Serie A Femminile Tesis. Iscrivetevi per non perdere nulla. Lunga rincorsa per Tuli. Liberti, sinistro, parata di Micoli. Ancora Liberti. Tuli. Fortini sbaglia la misura del passaggio. Lamas verso Perri. Pressione con Micoli che era uscito dalla porta. Lamas tiene ancora il pallone in gioco. Pressione fortissima da parte di Osico. Serie di tocchi. E Lamas conserva il possesso. C'è rimessa laterale con Carlotta Filippi a 2 passi. Adesso uomo in meno per il Capurso. Micoli rischia il dribbling su Fortini e ci riesce. E poi allontana il pallone. Si è preso un grandissimo rischio Peppe Micoli. Ha poi eseguito benissimo la giocata. Si torna nella metà campo difensiva del Capurso con la L84 con l'uomo in più. Manca ancora tanto, ma un altro gol potrebbe indirizzare parecchio la partita. Liberti, Osico, sinistro sul muro. Rimessa per Fortini. Ancora 1 minuto di superiorità per la L84. Palla dentro per Tuli, parata di Micoli, che poi si autolancia e calcia via il pallone, non avendo compagni che in quel momento erano andati in profondità. Osico. Liberti. Torna da Osico. Nuovamente Liberti. Ci riprova col sinistro. Stavolta il pallone passa.
più 3 l'84, doppietta anche per Liberty. Non è riuscito ad andare subito a terra Micoli e la palla è passata. (12:15) nel corso della ripresa, 3-6 il punteggio. Micoli ancora, testa di Liberty, rimessa laterale per il Capurso. Punteggio che nel giro di 4 minuti effettivi è passato da 3-2 Capurso a 3-6 e l'84. Gioco fermato però, che bisognava correggere la posizione di battuta di questo fallo laterale. Chiaffarato non attende oltre e inserisce il quinto di movimento con Marco Nitti. Lo vedete in alto in maglia bianca. Perry proprio per lui, inserito principalmente per questa soluzione tattica. Adesso però viene pressato, allontana la palla, poi finisce per terra Tuli dopo un contatto con Nitti. Non c'è stato alcun fischio, viene solo chiesta maggiore calma alla panchina del Capurso. Palla in profondità verso Liberty, intervento di Perry che è bravissimo, può tenere anche il pallone in campo, cerca con l'esterno Giannattasio, Braga si ritrova il pallone a disposizione, Grandinetti si mette davanti, Lamas suolata per Grandinetti, arriva prima però Liberty che viene poi anche servito da Maxi Rescia, pressione di Lamas, rimessa laterale parallelo 84, Liberty va a prendersi un po' di meritato riposo in panchina. A proposito di Liberty e di Italia, oggi è stata la giornata anche dei sorteggi della fase finale dell'Europeo 2026 che si svolgerà in Lettonia, Lituania e Slovenia. Seguiamo un attimo Braga e poi ci torniamo. Deviazione di Lamas, rimessa laterale l'84, Italia inserita nel girone D con Ungheria, Polonia e il Portogallo, campione in carica europeo dal 21 gennaio al 7 febbraio 2026. L'Italia che ha ottenuto la qualificazione con il playoff contro il Kazakistan e adesso andrà a giocarsi le sue chance nella fase finale. Si torna in campo con Tuli che può battere questa rimessa, arriva Fortini parlando di Italia, conclusione anche da parte sua. Time out chiamato invece da Francesco Chiaffarato quando mancano 6:51 al termine del match. Il Capurso deve inseguire adesso sotto di 3 reti. Time out utile anche per provare a sistemare il portiere di movimento in fase offensiva. Dall'altra parte sicuramente Rios starà invece provando a anticipare le mosse di Chiaffarato e disegnare la difesa. Tutte ancora in corso le altre gare, già detto dalla vittoria della Roma 2-1 sul Napoli, 1-1 tra CDM e Fortitudo Pomezia, 1-4 invece della Came Treviso sul campo delle Cositi Genzano. Piero Sigino Cosenza avanti 5-1 sul Mantova, 5-5 tra Sandro Abate e Meta Catania. Sala Consigli invece che conduce 2-1 sull'Active Network, citato poco fa come prossimo avversario del Global Work Capurso, e l'84 Torino Genzano invece aprirà la sesta giornata alle 20:30 di venerdì 31 ottobre in contemporanea con Napoli Sandro Abate, Mantova Feldi Eboli. Sabato 1 novembre anche le sfide tra Came Treviso CDM e Fortitudo Pomezia Roma. Al 4 novembre invece calendarizzata la gara tra Meta Catania e Pirossigeno Cosenza.
Squadre tornate in campo dopo il time out chiesto da Chiaffarato. Micoli rinvia, anticipato Victor Lopez da Raguso, palla poi direttamente sul fondo. Fallo di Lamas su Liberti. Non è d'accordo Lamas con questa chiamata. Secondo fallo del Capurso, mentre la L84 non ha ancora commesso infrazioni. Lamas. Rescia all'indietro con Victor Lopez che va a calciare lontano direttamente alle parti di Micoli. La palla è lì, Liberti col destro, manda al lato. Rinvio di Micoli, anticipo di Rescia, rimessa laterale per il Capurso, può entrare Nitti per Micoli, essendo il pallone praticamente uscito a metà campo dello stesso Marco Nitti, che va alla rimessa in gioco. Lamas, Perry, ancora Lamas, Perry, si chiude un po' a sinistra, torna da Lamas che alza la palla, cerca Giannattasio. Victor Lopez in anticipo, col sinistro cerca la porta, palla che termina un paio di metri lontana dallo specchio. Si resta con 3 gol di distanza tra le due squadre. Micoli per Lamas, lancio a cercare Grandinetti, c'è la testa di Raguso, poi Osico, Raguso, Rescia all'indietro, Victor Lopez pressato a Giannattasio, Osico mette ordine, Tuli e poi Maxi Rescia. È partito Raguso alle spalle di Grandinetti, Raguso da posizione decentratissima, non trova lo specchio della porta. Nuovo rinvio dal fondo. Micoli in profondità per Grandinetti, che però manca il controllo. Inizia a sentirsi anche forse un po' di stanchezza nel Capurso, che ha perso anche dalla rotazione Gonzapires, espulso qualche minuto fa. Buon anticipo di Perry su Braga. Giannattasio va da Grandinetti. Nitti per Micoli intanto, quinto di movimento in corso. Lamas scappa via sulla sinistra, la mette dentro, o comunque la mette in diagonale, non trova però compagni. Rimessa per Fortini. Ancora cercato Victor Lopez. Fortini. Liberti. Pressione di Lamas, ancora Liberti. Giannattasio col petto, poi Grandinetti. Attende forse l'ingresso del portiere di movimento, Micoli rimane un po' a metà strada. C'è campo per Lamas intanto per andare sulla sinistra. Lamas cerca di accentrarsi, murato al momento del tiro. L'ultimo tocco di Lucas Braga, angolo Capurso, adesso arriva il cambio. Mentre c'è Nicola Cutrignelli pronto a tornare sul rettangolo di gioco. Grandinetti all'indietro per Lamas, stavolta c'è lui in posizione centrale, sbaglia il passaggio, vince però il rimpallo. Raguso per Rescia dalla sua area di rigore, non inquadra lo specchio. Tuli alto in pressione, quindi deve entrare Micoli per la rimessa in gioco. Lancio, Victor Lopez la prende al limite dell'area di rigore. Osico, Tuli passa su due avversari, finisce per terra Perry. Tuli si ferma e mette fuori il pallone. Perry fa vedere il labbro superiore per chiedere un fallo ai sudani, che non è stato però concesso.
Lamas poi restituisce il possesso agli avversari. Victor Lopez si va a riprendere il pallone. 4:12 al termine. Lancio profondo verso Braga. Perri di testa ci arriva. Liberti sulla palla vagante. La deposita però al lato. Rescia e Osico nuovamente in campo per difendere il portiere di movimento, mentre Braga e Liberti vengono inseriti in fase di possesso. Questo è il doppio cambio che sta effettuando Rios in base a quando ha o non ha il possesso. Grandinetti, Nitti per Perri. Giannattasio riesce a scaricare nuovamente verso Grandinetti. Perri, Nitti, Giannattasio, ancora Marco Nitti, poi Perri, Grandinetti, ancora Perri, Giannattasio all'indietro, Perri va da Nitti, palla in diagonale altissima, però è impossibile per Lamas arrivarci. Trascorso un altro minuto nel frattempo, attenzione perché la porta è vuota. Rescia cerca di allungarsi, Micoli in qualche modo respinge, possesso sempre però per la L84. Arriva Giannattasio in pressione su Fortini che ha già scaricato per Tuli. Palla per Braga che non riesce a girarla. Rios chiama rapidamente Braga verso la panchina per effettuare il cambio. Nitti in possesso quando iniziano gli ultimi 3 minuti. Lamas, Grandinetti prova a passare, calcio d'angolo, arriva un rosso verso la panchina del Capurso per Davide Limone. E quindi bisogna attendere prima della ripresa del gioco con questo calcio d'angolo. Grandinetti pronto dalla sinistra. E adesso si può riprendere. Intanto Grandinetti stava approfittando per asciugarsi le scarpe. Lamas per Nitti. Tiro che termina lontanissimo dalla porta. Non era nemmeno da considerare un tiro, probabilmente più un modo di liberarsi del pallone sotto pressione. Lamas la intercetta. Grandinetti vince il contrasto con Liberti. Perri, Giannattasio all'indietro per Micoli. Bel lancio in profondità. Victor Lopez ha capito però tutto. Rescia e Fortini. Numero di Fortini. Entra sulla tre quarti offensiva. Dentro da Braga. Grande intervento di Micoli. Ancora Braga per Liberti, murato da Grandinetti. Angolo per l'84 che va a grandi passi verso la conquista di questa vittoria. Victor Lopez, pressato da Lamas, deve allontanare la palla. È uscita in fallo laterale, non rimessa dal fondo, rimessa già effettuata da Cutrignelli. Perri va da Nitti. Perri. Lamas. Dentro per Giannattasio. Victor Lopez conquista il pallone. Lancia in avanti. Osico è scappato alle spalle della difesa. Non riesce però ad agganciare. Ancora 1 minuto e 50.
Lamas. Perry. Per Nitti. Buon pallone centrale per Grandinetti. Giannattasio. Nitti. Lamas. Ancora Nitti. Poi Perry. Pensa forse anche al tiro. Si torna da Nitti. Grandinetti. Perry. Marco Nitti. Perry la gira. Grandinetti non riesce a attaccare verso la porta. Ancora Perry e Grandinetti. Conclusione fortissima. Attraversa. Poi Tuli recupera il possesso. Osico dalla sua metà campo mette dentro il 3-7 e mette probabilmente la parola fine alla partita. Ecco il tiro di Osico. Più 4 per la L84. Nitti. All'indietro da Perry. Tiro centrale. Victor Lopez con il destro prova anche lui a fare gol. Non inquadra la porta. Stavolta la rimessa dal fondo la fa Marco Nitti. Ormai siamo ai titoli di coda del match. Lamas ha a disposizione la rimessa laterale. Ancora Lamas, palla toccata da Tuli. Lamas verso Perry. Giannattasio. Lamas, palla recuperata da Raguso, fuori il suo tiro. Rimasti pochi secondi. Vediamo se il Capurso prova l'ultimo tiro verso la porta. Lamas. Grandinetti sulla sinistra, la mette dentro, grande anticipo di Victor Lopez su Giannattasio. Fallo laterale. Perry. Nitti. Palla che non passa, arriva il suono della sirena, finisce il match al Palapinto. La L84 passa 7-3 su Global Work Capurso. Andiamo a ricapitolare rapidamente i marcatori prima di salutarci. Cutrinelli e Grandinetti per il 2-0 del Capurso, 2-2 a fine primo tempo grazie a Salas e Tuli. Nuovo vantaggio Capurso con Perry al quinto della ripresa, poi la rimonta e punteggio sempre più largo per L84 grazie ai gol di Braga, Liberti, Salas, ancora Liberti e Osico. È tutto da Mola di Bari, grazie per averci seguito in tanti in questa diretta. Grazie anche alla regia per il supporto tecnico. Da Davide Menolascina l'augurio di una buona serata e l'appuntamento alle prossime dirette del futsal italiano.